Presidente, allora lei qui oggi è il padrone di casa, nel senso che... Padrone di casa perché è casa, edilizia. No, allora, il padrone di casa perché parliamo di edilizia, una conferenza programmatica importante perché l'edilizia è quella più colpita in questo momento di crisi e voi costruttori edili dovete combattere ogni giorno con la difficoltà del mercato, con la concorrenza sleale, con i costi che non vi vengono riconosciuti. Ci si mette anche la burocrazia, le leggi che non vi permettono con leggi europee, a caratura europea per grandi imprese che si abbattono sulle piccole imprese italiane come dei macigni e le bloccano, l'ultima è quella delle terre e rocce da scavo. E qui oggi voi vi incontrate però per un quadro generale, ci saranno dei tecnici che vi illustreranno delle soluzioni, dei driver di sviluppo e quindi le chiedo cosa si attende lei da questa, intanto da questa conferenza programmatica. Io mi attendo un confronto vero e proprio con i colleghi ma anche impiantisti del settore legno, cioè tutto il settore casa e costruzioni, che ora nel futuro non si potrà più pensare che i tre singoli elementi impiantisti, legno e costruzioni siano tre cose diverse di una stessa madre. Diciamo che bisogna parlare di edilizia nell'insieme. La progettazione integrata sarà il futuro il dialogo tra impiantisti e costruttori per avere case ad alta efficienza, altrimenti l'efficienza non si raggiunge meramente con l'intervento dei singoli, deve essere contestualizzata anche nell'impianto. Quindi, però bisogna fare anche un tragico report, cioè effettivamente noi abbiamo creato un'economia dell'edilizia che ha sempre pensato di crescere, cioè negli ultimi 20 anni l'edilizia è sempre cresciuta, chi in certi ambiti di più, in certi ambiti meno, quindi industriale o civile o opere anche di appalto pubblico, però effettivamente è sempre cresciuta. Ci siamo trovati nel giro di 2 anni, a partire dal 2008-2009, a un crollo totale, cioè noi però abbiamo creato un sistema che ha bisogno di sostenersi e ora non c'è più il sostentamento, non c'è più il lavoro, si è spostato il tiro, però abbiamo creato maestranze che sono presenti nel mercato, da anni vengono retribuite magari con cassa integrazione e mobilità, ma dobbiamo porci un problema molto grande, cioè il reintegro di queste professionalità. Come faremo a farlo? Sarà impossibile, bisognerà reintegrarle in altra maniera, con specializzazioni sì, ma dove? Perché l'edilizia non sarà più quella che è stata. Quindi il volume d'affari dell'edilizia si ridurrà molto. Nasce però il problema, come faremo ad impegnare tutte queste persone che effettivamente ormai da anni vivono una situazione precaria? Dovremo trovare la maniera di specializzarle ulteriormente per reintegrarle magari nella manutenzione, nella riqualificazione energetica, quindi da qui i corsi di formazione che continuamente si fanno, anche Confartigianato partecipa attivamente a questa formazione periodica e perché queste maestranze ritornino nel mercato in altra veste magari. Però c'è da dire che diventerà un problema enormissimo nei prossimi mesi secondo me, perché vediamo che le casse integrazioni che ci sono, le mobilità, non si sa se verranno rifinanziate, quindi questi si troveranno a breve a porsi una domanda: cosa facciamo e dove andremo? Perché il mercato rimarrà stazionario per qualche altro anno prima di ripartire. Il problema è che noi siamo qui apposta per questo, non dobbiamo sederci e pensare come potevamo fare negli ultimi 20 anni, aspettiamo che passi, poi quando sarà passata noi ci ributteremo nel mercato. Ora il nuovo mercato dovremmo costruirlo proprio noi, a partire da queste discussioni e porle poi agli enti che devono sostenere le nostre iniziative, perché questa compartecipazione di intenti o si fa o crolla totalmente il settore praticamente. Ascolti, ho chiesto anche ai suoi colleghi, so che è difficile per lei perché tra burocrazia e pratiche, sicurezza, controlli nei cantieri forse non saprebbe dove scegliere, ma se potesse o eliminare una norma o una semplificazione o qualsiasi altra cosa, sburocratizzazione, meno tasse, cosa vorrebbe per questo settore, per dargli un po' di respiro? Beh, sburocratizzare tutto. Dalla sicurezza, che si evidenzia nella sicurezza, per esempio la documentalità e l'oggettività della sicurezza vengono trattate alla stessa stregua, cioè la sanzione è uguale se manca un documento o se manca un parapetto, cioè è assurdo che ci sia una sanzione penale se manca un documento, e questa è una cosa. Poi bisogna stare attenti perché negli ultimi tempi sento colleghi che mi dicono: io potrei costruire,
io avrei la commessa, però il comune, l'ente pubblico, magari i beni monumentali, i beni ambientali, i vincoli che ci sono nelle varie attività mi impediscono di cominciare perché hanno previsto di spostare una finestra, hanno previsto che quell'edificio deve essere girato e io sono fermo, ma ce ne sono tantissimi che sono fermi, hanno la commessa pronta, hanno anche l'economicità di poterla fare la commessa, ma sono fermi perché c'è un burocrate che ha deciso che secondo lui quell'aspetto o quel dettaglio non va bene. Io chiedo chi ha dato in bocca la verità a questi burocrati che una cosa deve essere fatta così o colà. Non sarebbe meglio creare una forbice entro alla quale quando io ci sto posso costruire? È un caso anche personale questo. Noi abbiamo una commessa in atto ed è ferma perché un burocrate sostiene che bisogna modificare un pezzo di tetto. Questo blocca la commessa per altri 6 mesi. Quindi se questa è la strada, bisogna che l'ente pubblico capisca che deve esserci una forbice, deve esserci un parametro. Quando entro nel parametro io posso costruire. Invece ora non succede così. Altra cosa, col poco lavoro che c'è ora, siamo andati al 50% ormai, comunque i tempi burocratici sono gli stessi se non di più. È una cosa assurdissima, comunque non so spiegarmi questa storia.